Dire che quella trattativa ha prodotto senz'altro determinati risultati, sia che si tratti del Papello o della nascita di un nuovo patto politico mafioso e quindi della Seconda Repubblica, mettiamola così, secondo me è avventato. È cioè un passo oltre le attuali risultanze giudiziarie. Marco Travaglio. L'iniziativa del ROS dei Carabinieri aveva tutte le caratteristiche per apparire come una trattativa. Una trattativa indubbiamente ci fu e venne quantomeno inizialmente impostata su un do ut des. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini della mafia. Sono due sentenze poi diventate definitive. Ora, però, qual è che dicono, no, adesso parlo io. Che cosa dicono? Dicono che quando nel 1992 lo Stato, i politici, diciamo, che avevano garantito l'impunità ai mafiosi, non sono riusciti a far saltare il maxi processo di Falcone e Borsellino in Cassazione, i mafiosi hanno deciso di eliminarli fisicamente per vendicarsi delle promesse tradite. E cosa è successo? È successo che questi politici, dopo che il primo di loro, il primo della lista, Salvo Lima, è stato assassinato, hanno deciso di fare qualcosa per evitare di fare la stessa fine. Che cosa succede? Uomini del ROS, dei Carabinieri, vengono mandati da Vito Ciancimino, mafioso corleonese, legatissimo a Rine Provenzano, e cominciano a negoziare. Intanto viene ammazzato Falcone, si scopre che Borsellino si sta occupando della trattativa, viene eliminato subito, meno di 2 mesi dopo, anche Paolo Borsellino, fino a che a un certo punto la trattativa la prende in mano Provenzano e Riina viene consegnato agli stessi carabinieri del ROS, che però si guardano bene dal perquisire il suo covo, dove Brusca racconta c'erano carte. I mafiosi a questo punto, che hanno consegnato un papello con le richieste di ciò che chiedono allo Stato in cambio della fine delle stragi, stufi di aspettare, ricominciano con le bombe e quindi abbiamo le stragi del 93, Firenze, Milano e Roma. Dopo queste stragi ottengono il primo risultato, e cioè il governo, nella persona del ministro Conso, toglie il 41 bis, cioè il carcere duro, a 334 mafiosi detenuti. Poi arriva Berlusconi, finiscono le stragi e quasi tutti i punti del Papello, contrariamente a quello che ritiene il professore, vengono realizzati, vengono chiuse le supercarceri Pianosi Asinara, viene sempre più ammorbidito il 41 bis, il centro-sinistra abolisce l'ergastolo, per 2 anni non c'era più l'ergastolo nemmeno per il reato di strage, poi i familiari delle vittime hanno protestato e sono tornati indietro, hanno fatto una legge che ha impedito praticamente che si pentissero altri mafiosi, ne hanno fatte di cotte e di crude, seguendo pedissequamente il Papello di Riina. Io spero che esista veramente il Papello, perché se non esiste vuol dire che sono telepatici, cioè che per 20 anni hanno intuito perfettamente le richieste di Cosa Nostra. Ultima